Oscar Miotti, che come vicepresidente rappresenta l'Ordine degli Psicologi assieme a Nicolò Rocco, che è responsabile comunicazione dell'Ordine, che è qui con noi a questa tavola rotonda, ci può fornire attraverso un filmato raccontare un po' quello che avevamo detto prima con Vincenzo Beni, qualcosa sul detto e non detto e l'effetto che una comunicazione può avere in questo senso, no? C'è un bellissimo filmato che ci può spiegare e raccontare questo aspetto. Prego Oscar, spiegaci. Sì, grazie Mauro. Questo è un filmato al quale io sono particolarmente legato perché mi è stato, tra virgolette, regalato da una mia paziente e in un momento cruciale della sua terapia mi ha detto: dottore, si guardi questo quando va a casa e capirà delle cose sulla mia vicenda. E da lì effettivamente si è aperto un mondo, si è capito che lei aveva subito delle violenze sessuali da parte del papà, cosa che non era mai stata detta, ma attraverso questo filmato lei me l'ha comunicato in maniera indiretta, senza dirlo per forza in seduta. E questo strumento, questo filmato ci permette di avere un esempio di come si può comunicare senza dire esplicitamente. Come diceva prima Vincenzo Beni, a volte c'è bisogno che lo psicologo dica, lo psicologo che è interessato direttamente nella questione dica qualcosa, mentre a volte spesso ci troviamo di fronte a un muro, non posso parlare, devo parlare con la mia azienda sanitaria, non sono io che devo comunicare, quindi si perde l'immediatezza che invece è importante in quest'epoca dove il reale, l'essere online anche delle notizie è proprio importante. Allora io direi guardiamo il filmato, lo faccio partire in modo che poi possiamo trarre alcune considerazioni. La qui presente Boitani Francesca, nata a Roma e ivi residente, sporge denuncia per il furto subito nel suo appartamento ubicato in Roma alla via Cerveteri 21, quarto piano, scala B, interno 9. Allora signorina, mi dica che cosa le è stato sottratto? Tutti i miei sogni, brigadiere. Allora, tutti i miei soldi in ammontare di? Non i miei soldi, i miei sogni. Tutti i miei sogni. Il numero di? Quanti erano questi sogni, signora Boitani? Tantissimi, davvero tanti, tutti quelli che può avere una ragazza. La denunciante Boitani Francesca non ricorda il numero esatto dei sogni sottrattigli. Ora, signorina, mi dovrebbe dire quando è avvenuto il furto. Non saprei dirlo con precisione. Si sforzi, signorina, minuto più, minuto meno, all'incirca, va. Direi negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni, dunque siamo nel 1999, meno 10, 6. Dal 1989 al 1999, anno corrente, a codesta denuncia. Ora mi descriva il contenuto dei sogni sottratti, signorina Boitani. Non saprei neanche da dove cominciare. Signorina, cominci da dove vuole.
Basta che me ne descrivi alcuni, quelli più importanti. Sicuramente l'amore. L'amore. L'amore è troppo generico, signorina. Sia più precisa. Il colore, le dimensioni, la foggia. Un amore. Un amore grande. Numero un amore di dimensioni pari all'apertura alare della suddetta Boitani Francesca. Un amore fatto di piccole cose e di cose semplici. Suppellettili. Suppellettili e piccole cose di valore non quantificabile. Andiamo avanti. È scomparsa la fiducia. In me stessa e anche negli altri. Benissimo. Numero una, fiducia in se stessi. Quella negli altri non la possiamo mettere perché non è di proprietà. Cos'altro? Cos'altro? È difficile dire. Con calma, signorina, non si preoccupi. Faccia mente locale, tanto non ci corre dietro nessuno. Anzi, solitamente siamo noi che corriamo dietro alla gente. Cioè, nel senso, voglio dire che abbiamo tutto il tempo che vuole. Anche certi piccoli gesti mi hanno rubato. Vorrei ritrovare la dolcezza di una mano che ti accarezza i capelli. Una mano. Sì, una mano che ti dia coraggio, che ti sfiori la testa. Signori, la descrizione di per sé è sufficiente. Una mano. È una mano. Un'altra cosa ti rendi conto che è importante soltanto quando non ce l'hai più. Il ricordo di una canzone. Ha presente, brigadiere? Come no, signorina? Chi non possiede almeno una canzone? A me per esempio mi piace tanto quella, se la ricordo, quella che fa parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Quella sì che è una bella canzone. Mi ricorda l'estate a Monopoli, provincia di Bari. A me mi è stato rubato. Beh, la denunciante Boitani Francesca aggiunge che le sono state sottratte numero una canzone di autore imprecisato. La vedo stanca. È stanca? No, possiamo continuare. Signorina, mi faccia capire meglio. Questi sogni dove erano custoditi? Nella camera da letto? Nel salone? In un cofanetto? In una cassaforte? Dove li teneva, signorina? Erano nel fondo del mio cuore. C'era un allarme? Mi fidavo e poi ho cominciato a sentire che si stavano sporcando. Ah, questo non me l'ha detto. Lei vuole dire che prima che gli rubassero i sogni ha notato sopra delle macchie, delle impronte, va? Sì, possiamo dire macchie, ombre. Ero confusa, ho cominciato a sentire che mi stavano derubando dal profondo, ma non volevo ammetterlo, mi sentivo in colpa. Forse se avessi denunciato prima la presenza delle impronte, chissà. Mi fidavo, gliel'ho detto. Mai fidarsi, signorina. Glielo dico per esperienza. Potrei essere suo padre. Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Certo, me lo porto subito. Signorina, no, non volevo spaventarla. Le ho portato l'acqua. Grazie. Signora Boitani, adesso mi deve aiutare lei a capire certi punti che mi sono poco chiari. Insomma, io non voglio entrare nei particolari, però ci deve entrare. Questi sogni che sono scomparsi, il più importante dei quali è un amore grande, come ha detto lei. Insomma, io le chiedo di raccontarmi la dinamica, esattamente quello che è successo. Cerchi di capirmi. Io non posso dirle esattamente come sono andate le cose. Che ne sapevo io dell'amore? Pensavo fosse così. Per tutta la vita ti insegnano a mitizzarlo e così cresci con l'idea che l'amore è buono e basta. Non ci sono cartelli che ti avvertono di stare attento o cani poliziotto pronti a difenderti. Non ci sono istruzioni. Anzi, spesso le regole le scrive chi è più forte di te. È successo esattamente come le ho raccontato, brigadiere. Una mattina mi sono svegliata e ho scoperto di essere stata derubata.
di tutti i miei sogni. Non posso dirle di più. Mi scusi, ma perché lo denuncia solo ora? Brigadiere, mi sentivo in colpa. Già. Ha sospetti su qualcuno? Signori, io capisco che non è facile, ma se lei è qui vuol dire che i suoi sogni li vuole ritrovare. Ci vorrà del tempo. Purtroppo non è come ritrovare un appunto. Lo so. Lo sa. Bene, abbiamo quasi finito. Solo un attimo di pazienza. Adesso rilegga la sua deposizione e metta una firma in calce. Legga attentamente. Sa, una volta firmato un verbale è come se lo avesse scritto lei stessa. Roma, 8 agosto 1999. In data odierna, la qui presente Boitani Francesca, nata a Roma il 17/6/75, utilizzando un linguaggio sibillino, dichiara di aver subito ripetutamente atti carnali a scopo di libidine dal di lei padre e dichiara altresì di esserne stata profondamente danneggiata nel fisico e nel morale. Grazie Oscar per questo splendido filmato che tra l'altro, come avete visto, è stato pluripremiato in varie circostanze, che ci riporta quindi all'efficacia di dire, di trasmettere un messaggio anche se non usi, no, le parole reali, concrete. Questo potremmo anche rovesciarlo sul fronte, diciamo, degli stessi giornalisti, perché un bravo cronista può riuscire anche a raccontare un fatto scabroso di cronaca senza usare determinata terminologia, senza vangare nel fango, come si suol dire, no? Per cui puoi utilizzare una delicatezza nel trasmettere comunque il messaggio e nel fornire e nel dare la notizia. Questo è stato un caso che ti ha toccato direttamente, sì, mi pare, quindi un'esperienza, sì, diretta, no, Oscar? Sì. Che spiega bene il meccanismo, certo, comunicativo. Sì, in effetti era difficile, per esempio, per questa persona poter ammettere a se stessa, prima che a un altro essere umano, come poteva essere il terapeuta in quel caso, di aver subito un atto così odioso da una delle persone che dovrebbe amarla di più in vita sua. Allora l'occasione di aver visto questo filmato a sua volta, di averlo trovato nella rete, le ha permesso intanto di ammetterlo, e quello è stato il mezzo di comunicazione tra me e lei. Poi c'è stato un lavoro, lavoro sul trauma con le MDR, dove lei ha potuto superare questo trauma della sua vita. Ecco, quindi un mezzo fantastico che è stato, sì, utilizzato. Sì. Io direi che possiamo chiudere qui questo nostro incontro. Ringrazio i nostri ospiti, i colleghi giornalisti che hanno partecipato alla tavola rotonda, e Nicolò Rocco, responsabile della comunicazione, e Oscar Miotti, che ha rappresentato l'Ordine degli Psicologi in questa serata.
Mauro Pertile vi ringrazia e speriamo di avervi dato qualche suggerimento, qualche traccia utile per anche la vostra professione. Approfitto anch'io per ringraziare tutti voi, nonché Mauro Pertile per il suo costante lavoro nel seguirci per migliorare sempre la nostra comunicazione con i media. Grazie ancora.